Casale un'altra rapina a un minorenne, forse da parte degli stessi due protagonisti del pestaggio di Galleria Rialto a Treviso. Da presidente di ANCI Veneto Mario Conte lancia la proposta di un servizio civile obbligatorio. Hanno provocato danni tali da costringere il centro commerciale ad essere evacuato. 3 sedicenni denunciati a San Biagio di Callalto. Si calano dal lucernaio di un centro commerciale di San Fiore, razziano la cassa continua di un negozio, caccia i ladri acrobati, forse gli stessi che hanno colpito il Conai di Conegliano. Indagato per omicidio stradale il novantenne che a Castelcucco ha travolto e ucciso Alfredo Ceccon. Torna la polemica sugli ultra ottantenni alla guida. Un camion e 2 auto, tremendo schianto a Pederobba lungo la Feltrina, vettura distrutta, 58enne in ospedale, traffico paralizzato. Amici musulmani e cristiani insieme per l'ultimo saluto al 28enne morto in moto sul terraglio la sera prima di Pasqua. La cerimonia nel parcheggio della moschea di Mogliano proprio per accogliere tutti. Risico centrodestra, mentre a Paese si presenta la candidata unitaria Uberti, si va verso lo strappo a Preganzioli, Vittorio Veneto lascia ferite profonde. Antena 3 ancora una volta televisione vicino al territorio, lo confermano gli altissimi ascolti di ieri per la toccante cerimonia dell'80° anniversario del bombardamento della città. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi titoli, ma come ogni lunedì e come ogni martedì lanciamo subito il sondaggio, meglio lo facciamo rivedere, l'abbiamo già lanciato nella prima edizione e nei telegiornali del Veneto e di Venezia. Il sondaggio che riguarda la battaglia degli agricoltori, sono oltre 1 migliaio al Brennero, agricoltori veneti e italiani, per protestare contro l'arrivo di prodotti agroalimentari dall'estero, denunciando concorrenza sleale e prezzi al ribasso. E allora vi chiediamo, falso Made in Italy, colpa dell'Europa? Se per voi è sì, 0422 162 6691, se per voi invece è no, 0422 162 6690, chiamata come sempre gratuita, potete continuare a chiamare anche oltre il telegiornale e anche dopo l'inizio di Ring. Questa sera sarà uno dei temi affrontati dal nostro Christian Arboit a Ring e poi durante la trasmissione ci sarà l'esito di questo sondaggio. Ne parleremo tra l'altro nel corso del telegiornale, ma apriamo con la cronaca e la cronaca ci fa tornare a parlare di baby gang, una baby gang scatenata, e c'è anche un appello al governo da parte di Mario Conte, non solo come sindaco di Treviso ma anche come presidente di ANCI Veneto. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando per verificare se i responsabili dell'aggressione di venerdì scorso nei confronti di un 50enne di Treviso, preso a calci e pugni in Galleria Rialto per aver prestato soccorso a una donna minacciata dopo un rimprovero, siano gli stessi che l'11 marzo hanno rapinato un 15enne appena sceso dal bus della MOM a Casale sul Sile. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza sia del mezzo pubblico che della zona, ben 36 in tutto il comune, per dare un volto e un nome ai 2 ragazzi intorno ai 17-18 anni di età che hanno agito col cappuccio sollevato, rifilando al malcapitato un pugno in viso e uno all'addome e rompendogli gli occhiali. È un fenomeno che preoccupa perché sta crescendo e la risposta non è semplice, è abbastanza complessa, perché è una risposta che deve essere comune, non soltanto degli enti ma di tutte le cosiddette agenzie educative che operano sui territori. C'è bisogno proprio di una collaborazione a 360 gradi. Il sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, lancia la proposta di un'esperienza civica e sociale obbligatoria per i più giovani. Se c'è un vuoto educativo per questi ragazzi, come mi pare sia abbastanza evidente, proprio a detta dei genitori stessi, le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi, e credo che un periodo di servizio civile a disposizione delle persone più in difficoltà, dei disabili, degli anziani, obbligatorio, che non impedisca di fare anche altri percorsi formativi come l'università o il lavoro, ma sia complementare, ma obbligatorio, possa essere uno strumento per accompagnare questi giovani in un percorso delicato della loro vita, che è l'adolescenza, a rimanere dentro il selciato delle norme e del rispetto reciproco. Ma nel frattempo occorre mettere in campo forze adeguate per contenere eventuali esuberanze, se non addirittura veri e propri reati. Proprio a Casale verranno incrementati i servizi d'ordine pubblico in concomitanza con il via alla sagra dell'8ª di Pasqua. Potenzieremo anche con la polizia locale nel weekend, perché di solito è il sabato, insomma, è il fine settimana, il momento un po' più particolare in cui si riuniscono ragazzi che vengono anche da altri territori.
Ancora minorenni protagonisti di veri e propri reati come i raid vandalici, tanto che hanno costretto 3 sedicenni individuati dai carabinieri, costretto un centro commerciale ad essere addirittura evacuato. Si sono divisi in 2 gruppi e poi hanno mandato in frantumi i vetri di protezione di 2 allarmi antincendio. Si tratta di 3 giovanissimi di 16 anni che hanno pensato bene di fare irruzione al centro commerciale Il Tiziano a San Biagio di Callalta lo scorso 16 febbraio. Sono entrati intorno alle 20 quando nei negozi c'era ancora molta gente. Danneggiati i sistemi di allarme, sono scattati dispositivi sonori, un atto che ha provocato il caos totale. È stata immediatamente avviata l'evacuazione di alcuni negozi in chiusura e di 2 ristoranti della struttura. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, grazie anche alla collaborazione degli addetti alla sicurezza del centro, sono stati identificati i responsabili di questa serata di follia. Si tratta di 3 sedicenni che ora devono rispondere di danneggiamento e molestia o disturbo alle persone. Si tratta di minori che arrivano dai comuni limitrofi. Purtroppo la situazione un po' in tutti i comuni è fuori controllo. Noi fortunatamente ancora non riscontriamo un eccessivo fenomeno di baby gang, però come abbiamo visto anche in questo caso la sicurezza non ha confini. Credo che serva un intervento dall'alto perché le norme debbano essere più restrittive, più punitive anche per i minorenni. Ora saranno convocate le famiglie dei 3 sedicenni. Sicuramente di concerto anche con i comuni di residenza, quindi con i sindaci, i colleghi, cercheremo di convocare le famiglie per far sì che si rendano conto dei danni provocati non solo a livello materiale ma soprattutto proprio a livello morale e di paura che hanno causato non solo per il centro commerciale ma per tutti i cittadini che si erano recati lì in quel momento. Non solo, le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia anche di 4 donne di età comprese tra i 22 e i 46 anni deferite in stato di libertà per furto aggravato. Sono accusate di aver sottratto numerose paia di calzature per un valore di alcune centinaia di euro da un negozio di strada della Serenissima di Silea. Nel pomeriggio del 2 dicembre le 4 donne si erano allontanate rapidamente in gruppo salendo su un furgone e abbandonando anche una decina di paia di calzature nel parcheggio antistante l'esercizio commerciale. Ancora un minorenne, un 17enne di Motta di Livenza, fermato dai carabinieri, sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso di quasi mezzo etto di anfetamine, 2 pasticche di ecstasy e un kit per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Il minore dovrà rispondere, oltre che della detenzione della sostanza stupefacente, anche di resistenza a pubblico ufficiale. È stato condotto presso l'Istituto di Pena Minorile di Treviso. Ancora centri commerciali nel mirino, stavolta non di baby vandali ma di ladri acrobati. Una banda specializzata torna a colpire la banda del Lucernaio intorno alle 2 di questa notte. I malviventi hanno fatto irruzione in via Villa Licer presso il parco commerciale Fiore a San Fior. In un negozio di abbigliamento si sono arrampicati sul tetto e poi sono entrati da un lucernaio. Non è la prima volta che si registrano furti con questo modus operandi. L'ultimo era stato al Conè di Conegliano. Sul posto le pattuglie dei carabinieri. I malviventi, dopo essere entrati, si sono diretti nell'ufficio del negozio dove hanno forzato la cassa continua asportando alcune migliaia di euro. E forse c'è la stessa mano del Conè di Conegliano e non solo dietro a questa ennesima azione dal lucernaio, dal tetto. Ancora la cronaca, la tragedia di Castelcucco che abbiamo raccontato ieri, ha aperto un fascicolo. Il 90enne che ha causato la tragedia è indagato per omicidio stradale. La comunità di Resana, dove viveva Alfredo Ceccon, 55 anni, è sotto shock. Nessuno riesce a capacitarsi di una tragedia tanto grande. Un dolore immenso per i familiari e gli amici che domenica erano con lui e lo hanno visto volare a terra. Aveva scelto la bici lasciandosi alle spalle la passione per la moto, ma proprio con la 2 ruote ha trovato la morte. Travolto ed ucciso da un 90enne alla guida dell'auto che, svoltando a sinistra verso il cimitero, non si è accorto della bici che arrivava da senso opposto. L'automobilista, ora indagato per omicidio stradale, e torna al centro dell'attenzione la discussione sull'opportunità di ulteriori accertamenti o esami per consentire la guida agli ultraottantenni. Attualmente è prevista per questa tipologia di guidatori una revisione della patente ogni 2 anni. L'unica proposta che mi sento di osservare, magari ultranovantenni, facciamo l'esame della patente annuale, che così siamo tutti più tranquilli, però conosco tanti ultranovantenni che sono molto lucidi. Poi il direttore di ACI lancia un appello.
Naturalmente mi appello a tutti questi nostri amici che hanno una certa esperienza e una certa età di poter anche autovalutarsi e quando si va in confronto con il medico di poter avere un confronto chiaro e trasparente, così il medico ha qualche elemento in più per poter decidere. Intanto la Marca continua davvero ad essere il fanalino di coda per gli incidenti mortali. Nel 2024 sono già 21 le vittime della strada, un dato allarmante visto i numerosi sinistri delle ultime settimane. E vedendo le immagini che vedrete fra poco si è rischiata davvero un'altra tragedia questa mattina lungo la Feltrina a Pederobba. 2 feriti, uno in gravi condizioni, auto distrutte, viabilità in tilt per ore. È il bilancio dell'incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 8:30 lungo la regionale Feltrina a Pederobba all'altezza della zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, un'auto, una Hyundai che procedeva in direzione Feltre è stata tamponata da un camion mentre stava per svoltare. Nell'urto la vettura è finita sulla carreggiata opposta scontrandosi con un'altra auto condotta da un 35enne cinese residente nel Bellunese che procedeva verso Montebelluna. L'impatto è stato violentissimo, un pezzo della Hyundai si è staccato e come un proiettile ha centrato un'altra macchina di passaggio nelle vicinanze. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il ferito più grave, il conducente della Hyundai, un 58enne di Caerano, è stato trasportato con l'elisoccorso al Cafoncello di Treviso. Ha riportato varie lesioni ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ferite meno gravi per l'altro automobilista. Sul posto anche i carabinieri di Pederobba che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Pesanti le ripercussioni alla viabilità, con la Feltrina rimasta chiusa per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della strada. Si era consumata invece sul Terraglio, dove tante altre tragedie si sono consumate, la tragedia di Salim, il 28enne di Mogliano, morto in moto la sera prima di Pasqua. Oggi l'ultimo saluto a Mogliano, una cerimonia musulmana nel parcheggio della moschea proprio per accogliere credenti di varie religioni. La preghiera musulmana dell'addio unisce 2 religioni, cristiani e musulmani, insieme nel parcheggio della moschea di Mogliano Veneto per dare l'ultimo saluto al giovane Salim Baccas, tragicamente morto la sera prima di Pasqua mentre percorreva con la sua moto il Terraglio all'altezza del comune di Preganziol. Lo schianto contro un'auto, la vita del giovane 28enne appesa ad un filo fino alla morte e alla donazione degli organi. Salim ne aveva dato il consenso quando in comune a Mogliano aveva rinnovato la carta di identità. Parenti, amici, colleghi di lavoro dei tanti bar e locali in cui Salim aveva lavorato. Impossibile non volergli bene, dicono di lui. Ogni volta che andavo da lui mi aveva con questo sorriso, sempre. un amore, un abbraccio, un cuore. Intelligente, brillante, tutto. Ma proprio tutto, cioè tutto. La parola tutto. Una famiglia meravigliosa, perché Salim. è una famiglia distrutta, meravigliosa. A me diceva, ciao Giovanna, come stai? Me lo diceva 20 volte al giorno e mi mancherà tantissimo. La bara in legno, i fiori bianchi portati da alcuni amici, il quaderno su cui ognuno ha potuto scrivere il suo pensiero. Il papà di Salim, sostenuto dall'abbraccio di tanti, la mamma, sempre seduta, che riceve i fiori destinati al figlio. Con uno dei fratelli e il papà, Salim aveva lavorato al locale Lisca di Mestre. Da lì, sabato, era partito con la moto per andare verso Treviso, poco dopo l'incidente. I 3 fratelli, insieme al padre, nella moschea, hanno lavato il corpo di Salim questa mattina, un rito di purificazione, poi la preghiera privata in moschea e all'aperto quella collettiva. La fidanzata accarezza la bara e sussurra qualche parola, il pensiero amorevole di uno dei fratelli, l'abbraccio corale ad una comunità che ha perso un fratello nel fiore dei suoi anni. Cronaca giudiziaria, non sono emersi elementi schiaccianti contro nessuno né da filmati né dalle testimonianze. I fratelli Alberto e Francesco Stella, di 36 e 30 anni, insieme agli altri 9 coimputati, sono stati assolti dall'accusa di rissa. Si conclude così il processo per i fatti che si consumarono nella notte tra il 30 e 31 maggio 2021 a Tovena, frazione di Cison di Valmarino, quando al di fuori della taverna Il Bacaro sarebbe scoppiata una furibonda rissa nel corso della quale aveva perso la vita il 45enne Alessandro Sartor, che quella sera faceva il cameriere per il locale. Ecco, lo vediamo nelle immagini. La stessa accusa aveva chiesto per tutti un'assoluzione in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova. Si è chiuso il cerchio oggi anche per l'accusa di rissa con l'assoluzione piena
per Alberto e Francesco Stella insieme agli altri 9 coimputati. Allora adesso torneremo alla cronaca fra poco, facciamo rivedere il sondaggio perché parliamo proprio di questo nel prossimo servizio di Marta Marangon. Vediamoli gli oltre 1000 veneti al Brennero per protestare contro il falso Made in Italy. In migliaia per dire basta al fake in Italy, i prodotti alimentari stranieri importati dall'estero, trasformati e spacciati per italiani. Al valico del Brennero il primo dei 2 giorni di presidio degli agricoltori di Coldiretti, dove contestualmente ai controlli delle forze dell'ordine verificano il carico dei tir. Molti gli agricoltori veneti partiti alla volta del confine con l'Austria. Mettere a risalto quanto accade purtroppo ogni giorno e quindi l'ingresso di merci dall'estero che arrivano nel nostro paese per poi diventare magicamente made in Italy attraverso la cosiddetta ultima trasformazione. Lo vediamo sul latte, sulle cagliate, in questo momento stiamo fermando dei camion di cosce di prosciutto che diventeranno poi di fatto prosciutto made in Italy. Prodotti lattiero-caseari, carne, frutta entrano nel nostro paese, vengono trasformati, cambia il packaging e diventano made in Italy. Di qui la protesta di Coldiretti per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori ed il reddito delle imprese agricole. Sappiamo benissimo che in altri paesi, soprattutto extraeuropei, si produce con magari molecole, prodotti fitosanitari che non utilizziamo più anche da 20 anni a questa parte. Dal Brennero lanciata anche la raccolta firme per una proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto mettiamo sulle nostre tavole. Per chiedere e pretendere l'etichettatura dell'origine obbligatoria in tutti i prodotti alimentari, estendendo quindi la normativa che l'Italia ha già avuto come da apripista negli anni passati e che oggi deve diventare estesa a tutti gli altri prodotti. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso e la politica, il centrodestra che è sempre di più un risico, mentre a Paese si presenta la candidata unitaria Katia Uberti. Nel resto della provincia tante le situazioni in bilico e vicino allo strappo è il caso di Preganziol. Su Preganziol Lega e Fratelli d'Italia troveranno una quadra sul nome che indicherà Fratelli d'Italia. Come Fratelli d'Italia sostiene noi a Vittorio Veneto sul nome di Giovanni Braido, noi lo stesso da responsabili di partito seduti al tavolo di centrodestra faremo lo stesso per quanto riguarda Preganziol. L'effetto domino innescato da Forza Italia Vittorio Veneto dopo l'appoggio al candidato Gianluca Posocco, delfino del leghista espulso Gian Antonio Darè, arriva fino al Terraglio a Preganziol, dove i meloniani restano fermi su Gianni Cestaro come possibile sindaco, Forza Italia su Dino Vecchiato. Caso locale con ripercussioni regionali, quello di Vittorio. Alberto Stefani, segretario della Lega in Veneto, sembra tracciare una linea. La scelta di Forza Italia Vittorio Veneto ha aperto comunque una ferita. Mi pare evidente. Sì, è normale che se 2 partiti a Vittorio Veneto dopo la fuoriuscita di un partito riescono a tenere salda una coalizione, la stessa coalizione si debba ripetere lì dove possibile negli altri comuni. Intanto ringrazio gli amici e gli alleati della Lega, perché insomma questa è una notizia sicuramente importante. A Paese, dove pure si presenta la candidata unitaria Katia Uberti, le forze di centrodestra non nascondono la polvere sotto il tappeto, le tensioni sono evidenti, con gli azzurri che ricordano il caso di Conegliano quando la Lega corse contro l'attuale sindaco Chiesa, che di Forza Italia è pure coordinatore provinciale. A me spiace che venga detto questo, perché se noi usassimo lo stesso metro che e vuole usare adesso la Lega, per noi la nostra roccaforte era Conegliano. A Conegliano in maniera deliberata si è cercato di affossare il nostro bunker. Noi a Vittorio Veneto siamo rimasti sulle posizioni iniziali, ovvero la candidatura di Gianluca Posocco che c'era stata proposta dalla segreteria regionale. Lì siamo rimasti e non siamo cambiati noi, è cambiata la Lega. C'è poi Quinto di Treviso, dove l'asse è tra azzurri e leghisti, che hanno già presentato nei giorni scorsi il loro candidato. Quanto a Fratelli d'Italia, nel giro di qualche giorno sceglieremo le riserve. Dunque il centrodestra unito a Paese con Katia Uberti, la sindaca uscente, che dice eravamo comunque pronti a correre da soli.
Siamo pronti a partire ora in coalizione, ma potevamo correre anche da soli senza problemi. Più che le segreterie di partito parlano i fatti. Sì, credo che a livello locale ciò che conta è la concretezza delle amministrazioni e soprattutto dei suoi rappresentanti sul territorio. È sicura del lavoro svolto Katia Uberti, che nel giorno della presentazione ufficiale con il centrodestra unito non si perde in convenevoli. Certo, ringrazia gli alleati, ma rivendica il suo credo politico. Soprattutto leghista. Lo sono da quando avevo 19 anni e quindi non cambio certo adesso. Certo è stato il primo voto che sarà l'ultimo fino alla vecchiaia, perché comunque credo nel movimento politico che rappresento. Ad appoggiare Uberti anche una lista civica con un obiettivo dichiarato contro le bizze della politica. Lasciamo fuori i simbolini, anche se noi ci crediamo i partiti, perché il partito serve, tu a Bruxelles non vai con la lista civica, ma bensì con un partito. Però finché c'è questo caos abbiamo detto facciamo una lista solamente in appoggio alla Katia e siamo fermamente convinti di appoggiarla e parliamo solo di paese, temi di paese e noi saremo con lei al fianco dall'inizio alla fine. Edilizia scolastica, 5 km di piste ciclabili, cantieri per oltre 36 milioni di euro, il nuovo parco urbano. Quanto al futuro. Cosa faremo? Investiremo nella sicurezza perché vogliamo un territorio tranquillo, così come lo è ora, però va controllato maggiormente, investiremo nei servizi rivolti alle famiglie, continueremo a investire in opere pubbliche. Uberti che parla anche del suo giorno più difficile da sindaco e da qui si riparte. Il giorno in cui sono stata convocata dal prefetto, la dottoressa Laganà voleva chiudere paese come Vo, in quanto siamo stati il comune che ha avuto il primo decesso in provincia di Treviso. Ecco, lì ho avuto un po' di sbandamento, quello è stata una brutta giornata. Per il resto tutto liscio. Tenuta la barra dritta. Tenuta la barra dritta e grazie alla mia grande squadra. La sanità adesso con lo stato di agitazione dei lavoratori delle chirurgie del Cafoncello, ma diversi gli accordi raggiunti nel tavolo con la prefettura oggi. Nella giornata di oggi abbiamo deciso di sospendere lo stato di agitazione e non di revocarlo, proprio perché è importante costruire il percorso e vedere come le cose andranno prossimamente. Il 18 aprile, tra 10 giorni, si torna in prefettura che farà da garante su quanto messo oggi nero su bianco tra sindacati e azienda sanitaria. Sindacati che hanno unito le sigle per sostenere i lavoratori. Lavorare in questa condizione diventa complicato. Dall'altra parte l'ULSS ci dice in qualche modo che rispetto ai loro dati, che però analizzeremo e quindi sarà il tavolo del 18, le cose funzionano. Auspichiamo che l'impegno che si è preso questa mattina il direttore generale, quindi che il trasferimento sarà entro il 30 di giugno, che ci sarà il potenziamento della squadra trasporti e di tutto il personale amministrativo, di modo che il personale sanitario possa dedicarsi ai pazienti. Incontro durato circa un'ora, ferie residue, sforamenti di orario, mancanza di farmaci, ma soprattutto il disagio di gestire il trasferimento dei pazienti post intervento con il doppio polo, l'ospedale e la nuova cittadella, e così le sale operatorie vanno sotto stress. La cittadella della salute ha comportato un vantaggio per la popolazione, ma un impegno importante al personale, perché date le dimensioni e dato l'esiguo numero di personale presente non si riesce a fare tutto. I farmaci, il materiale che ancora scarseggiano nelle sale, ok, l'azienda ha detto che la cosa è risolta, a noi non risulta perché gli operatori che ci lavorano dentro hanno detto che ancora mancano cose basilari, sacche di fisiologica, materiali importanti per gli interventi chirurgici, se le devono prendere da una sala all'altra, cioè se le portano via. Il 30 giugno lo spostamento definitivo alla cittadella, così come oggi annunciato, nuovamente in prefettura tra 10 giorni per fare il punto. Bisogna stringere i denti fino al trasferimento. L'appello dell'ULSS ai suoi dipendenti, 150 nuove assunzioni a breve, ma serve una particolare categoria. Chi è che non ha fatto mai un trasferimento di casa? Tutti l'abbiamo fatto. Prima si sta a fare il trasferimento, prima risolviamo i problemi che stanno alla base di qualsiasi trasferimento. Un confronto franco e disteso, ma a margine l'azienda sanitaria a chiedere ai suoi di stringere i denti perché il momento è delicatissimo. A chiarirlo il direttore generale Francesco Benazzi, che fa il punto sul personale. Oggi abbiamo 115 infermieri nel blocco operatorio, è chiaro che sono divisi. Nel momento in cui li riuniremo insieme, lo dicono i francesi, gli inglesi, gli americani, i tedeschi, si fa sistema e si risparmiano risorse umane, perché così è l'organizzazione con 20 sale. Ecco, oggi
chiaro che il problema c'è. Domani il problema non dovrebbe più esserci perché le sale vengono accorpate. Mercoledì il nuovo sopralluogo della ditta per i collaudi. I tecnici arrivano dalla Germania. Intanto una squadra trasporti sarà messa in piedi per il settore operatorio e nuovo personale amministrativo andrà ad alleviare il personale di degenza. Sono 150 le nuove assunzioni da graduatoria, ma per i ferristi la partita è più complessa. Stiamo mandando via i telegrammi per assumere infermieri e OSS, però è chiaro che un ferrista, cioè un infermiere che lavora in sala operatoria, ha bisogno di 6 mesi per formarsi, per cui sarà un percorso lungo. È chiaro che per fare il ferrista bisogna avere una predisposizione, cioè bisogna che l'interessato, che non possiamo obbligarlo, perché questo va detto, c'è un accordo collettivo nazionale, non mettiamo la pistola in testa al lavoratore chiaramente, e il lavoratore quindi deve decidere lui di far parte della nuova squadra di ferristi dell'ospedale. Quindi chiederemo ai colleghi giovani e dovranno fare 6 mesi di percorso. Torniamo alla cronaca, caporalato, lavoro nero, degrado, blitz della Guardia di Finanza a Istrana. Violazioni delle norme di sicurezza, macchinari non a norma di legge, degrado, scarse condizioni igieniche, lavoro nero e sospetto di caporalato. Sono questi i motivi che hanno spinto la Guardia di Finanza di Treviso al sequestro di 2 laboratori tessili di Istrana di 450 e 630 metri quadri, nell'ambito di una mirata attività ispettiva volta alla tutela del Made in Italy. Oltre agli immobili, le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro anche 252 macchinari e banchi da lavoro. Il controllo, avvenuto anche con il supporto di Vigili del Fuoco, Spisa, l'Ispettorato del Lavoro e ARPAV, ha permesso di individuare numerose violazioni alle normative di sicurezza, tra cui collegamenti elettrici non omologati e la presenza di 4 lavoratori in nero, di cui 3 richiedenti asilo politico e 1 con permesso di soggiorno scaduto. In uno dei 2 laboratori erano state ricavate inoltre delle stanze dormitorio dove gli operai riposavano tra i turni di lavoro, circostanza che ha permesso di ipotizzare il reato di caporalato, anche tenendo conto delle dichiarazioni dei lavoratori che hanno ammesso di lavorare 10 ore al giorno dal lunedì al sabato senza essere mai retribuiti. Per gli amministratori delle 2 imprese di nazionalità straniera è scattata la denuncia. Le ricerche hanno permesso inoltre di accertare pendenze tributarie per oltre 2 milioni di euro. I 2 laboratori tessili infatti sono risultati essere aziende apri e chiudi che dopo essere state insolventi hanno trasferito personale e macchinari nell'impresa successiva, mantenendo stessi clienti, personale e fornitori, ma cambiando unicamente nome e partita IVA. E adesso torniamo a parlare di cronaca giudiziaria. Un 26enne è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione per interruzione di pubblico esercizio e resistenza a pubblico ufficiale per un episodio accaduto nel dicembre 2020, quando si era rifiutato di usare la mascherina anti-Covid, eravamo in piena pandemia, a bordo di un treno in transito a Castelfranco. Il passeggero era stato notato da alcuni viaggiatori che ne avevano segnalato la presenza al capotreno. Nonostante i ripetuti inviti dell'ufficiale a indossare la mascherina o in alternativa a lasciare la carrozza, il giovane si era opposto assumendo atteggiamenti minacciosi. Nel frattempo gli altri utenti erano stati costretti a scendere dal convoglio e a salire su un altro treno per poter continuare il viaggio una ventina di minuti più tardi. Il problema degli alloggi, torniamo a Treviso, partita la demolizione delle palazzine di via Feltrina a Treviso, da cui saranno ricavati 32 nuovi alloggi di edilizia pubblica. Questo intervento, che è un intervento più complessivo, parte con una prima tranche di demolizione di 4 palazzine per il complessivo di 32 alloggi che verranno abbattuti e portati al recupero. Su questi siti nasceranno 2 nuove palazzine per rispettivi 32 alloggi. Demolizione di 4 palazzine ormai fatiscenti al via per realizzare i primi 32 dei 163 alloggi di edilizia residenziale pubblica e calmierata previsti tra la Feltrina, via Cisole, via Castagnole e via La Bassa. Al posto degli attuali fabbricati dunque sorgeranno 2 edifici da 5 piani a consumo energetico pari a 0, 10 milioni e 600 mila euro l'investimento, più della metà dei quali derivati dal PNRR, conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2025. In sinergia con il Comune di Treviso abbiamo voluto questo intervento proprio per dare una risposta a quelle che sono le richieste abitative che stanno esplodendo a Treviso ma anche in tutte le altre città. Contemporaneamente partiremo anche con un nuovo lotto che è qua davanti per la gemella, altri 16 più 16 alloggi. Emergenza sfratti che ha portato sabato gli attivisti dei centri sociali a occupare l'atrio di Cassugana.
Noi adesso stiamo assistendo anche a diversi sfratti di persone che avevano dei mutui aperti per l'acquisto di case all'asta e quindi si ritrovano sulla strada. Oramai siamo al terzo, quarto, quinto accesso dopo gli sblocchi, quindi in questo momento le persone vengono messe in strada. Stiamo agendo su più fronti, anche in collaborazione con altri comuni, perché è un'emergenza che sta toccando tutti, e ovviamente stiamo facendo anche un lavoro di responsabilizzazione degli inquilini, perché dalla vecchia legge regionale alla nuova legge regionale è cambiato il mondo. Quindi la casa non è più un diritto per tutta la vita, e questo è il primo assioma, e il secondo, le spese vanno pagate, quindi anche qui l'educazione all'abitare è un altro dei punti che stiamo trattando. Cambiamo argomento: banca, aziende e università insieme con un progetto europeo per offrire alle piccole e medie imprese un modello per misurare il loro grado di sostenibilità. La sostenibilità non è più solo una questione di sensibilità, ma anche di adeguamento alle normative. Nasce con questa spinta il progetto europeo Transparency, dalla necessità di fornire un modello standard per valutare con trasparenza e rigore metodologico fattori ambientali, sociali e di governance delle imprese. Le banche dovranno tra poco, stiamo lavorando anche per questo, valutare i propri clienti sotto l'aspetto del grado di sostenibilità, oltre che al rating finanziario, e le aziende meno sostenibili avranno difficoltà di accesso al credito e a costi elevatissimi. Noi non ci possiamo permettere di lasciare indietro nessuno, dobbiamo accompagnare le nostre imprese per questo processo di transizione. In particolare quest'oggi abbiamo presentato i risultati del Veneto, oltre 600 piccole e medie imprese del Veneto, un risultato estremamente importante dal punto di vista di dimostrare la capacità che si possono avere questo tipo di dati, che quindi le aziende sono in grado di rappresentarsi. Strepitoso il risultato sulla raccolta differenziata: al 97,84% delle aziende la attua, il 24% ha investito in efficientamento energetico, il 27,5% degli impianti produttivi è dotato di impianti di produzione elettrica, di cui il 90% è fotovoltaico. Il 38% delle aziende poi di medie dimensioni ha una figura dedicata alla sostenibilità. Per le piccole e microimprese si scende al 15%. Direi che siamo sulla buona strada, abbiamo una storia alle spalle, infatti oggi abbiamo premiato delle aziende di tutte e due le province. Si sta lavorando molto come sistema, come rete, come camere di commercio, come associazioni di categoria proprio e università, per promuovere sempre di più la sostenibilità. Sappiamo che la sostenibilità è anche un brand per un'azienda. Oltre 400 studenti stamattina a Casier per la presentazione ufficiale del saggio sulla legalità. C'era anche il ministro della giustizia, Carlo Nordio. Come interviene la giustizia contro la mafia? A porre la domanda al ministro della giustizia Carlo Nordio, uno tra i quasi 400 giovani studenti dell'istituto comprensivo di Casier, che alla domanda che cos'è e come si combatte la mafia hanno provato a rispondere nel libro Giovani studenti contro le mafie, nulla è stato vano. 116 punti di vista di altrettanti ragazzi e ragazze raccolti nel libro e presentati al ministro. A me fa altamente orrore l'idea di tenere più persone sotto controllo con la paura, minacciarle di morte se non obbediscono al tuo volere, è più che terribile. Dai pensieri dei nostri ragazzi trapela proprio questo significato, che bisogna combattere non solo la mafia in sé, ma la cultura mafiosa. Iniziativa che nasce nell'ambito del progetto Legalità dell'istituto e che ha visto la scuola collaborare insieme all'amministrazione per promuovere la cultura e l'educazione al rispetto delle leggi. L'educazione alla legalità non si fa quando il reato è già stato commesso e si finisce in tribunale o con il carcere o con il 41 bis. L'educazione della legalità deve prevenire il delitto e quindi deve avvenire a scuola e nelle famiglie, essenzialmente attraverso l'esempio oltre che attraverso la parola. Non è di tutti i giorni affrontare una questione così importante con degli studenti delle medie e noi l'abbiamo fatto consapevoli che fosse stata proprio un'attenzione da poter portarsi nel corso del tempo e iniziare da giovani, perché bisogna iniziare da giovani per colpire culturalmente qual è la criticità, affrontarla e risolverla. Erano tantissimi ieri a Treviso, ma siete stati tantissimi anche davanti alla televisione per seguire la diretta di Antenna 3 sulle cerimonie per gli 80 anni del bombardamento su Treviso e poi anche l'arrivo delle frecce tricolori.
Torniamo in diretta qui dalla Piazza dei Signori di Treviso, vedete quanta gente c'è. Non solo i 5.000 che come un fiume della memoria hanno invaso Piazza dei Signori e il cuore di Treviso per commemorare gli 80 anni dal bombardamento della città, ma anche i moltissimi che hanno seguito in televisione la toccante cerimonia, i rintocchi dalla Torre Civica e poi il volo spettacolare e emozionante della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori. I numeri confermano ascolti elevatissimi a riprova del grande attaccamento di Treviso per la sua storia. 114.000 contatti nella fascia oraria tra le 12 e le 14 con i telespettatori che hanno voluto assistere a ogni fase delle celebrazioni seguite dall'inizio alla fine da Antenna 3 in diretta durante prima edizione. Perché dopo quel 7 aprile del 44 nulla fu più lo stesso, né a Treviso, che contò 1.600 vittime, né nel territorio circostante, dove in molti sfollarono. Il ricordo di chi c'era, le sofferenze patite da chi perse tutto, il lutto interminabile per la morte di un proprio caro, un bagaglio di dolore e spinta per la sopravvivenza trasformato nel presente in uno slancio collettivo perché quelle atrocità non vengano dimenticate. Quella di ieri è stata una giornata di condivisione e di emozioni che ci ha visti in tantissimi in Piazza dei Signori per ricordare l'80° anniversario del bombardamento. Ha scritto sui social il sindaco Mario Conte: grazie alla diretta di Antenna 3, ha aggiunto, un servizio in più per chi non poteva presenziare, per chi ha qualche difficoltà e per chi ha voluto semplicemente conoscere un capitolo della storia della nostra città. E adesso noi andiamo nel Bellunese. È stato un evento per il capoluogo, ma anche un evento capofila per il Veneto. Parliamo della festa di fine Ramadan che ha visto insieme fedeli di religione islamica con fedeli cristiani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le 19.51 di sabato scorso, area antistante Porta Dante fra i due giardini di Piazza dei Martiri. È l'ora ufficiale del tramonto al termine della giornata di digiuno per i fedeli di religione islamica ed è arrivato il momento di mangiare e di socializzare. Ma a Belluno quest'anno l'iftara è diventato evento condiviso fra fratelli, fortemente voluto dal vescovo Renato Marangoni e dall'imam Zaccaria. Una celebrazione unica nel suo genere fra i capoluoghi del Veneto. L'invito è stato accolto da centinaia di persone della comunità cattolico-cristiana e quella musulmana, che con un gesto semplice, quello della convivialità, hanno lanciato un messaggio fortissimo e di grande impatto sociale. È la prima volta qua a Belluno, si organizzava in altre città, però abbiamo pensato di riportarla anche qua a Belluno e sinceramente sono molto, molto felice, non mi aspettavo di vedere tutta questa gente. Stiamo imparando la determinazione con cui questi segni vengono realizzati e sono molto efficaci, ha affermato il vescovo Marangoni. Dal centro Papa Luciani oggi pomeriggio c'è stato un numeroso gruppo di bambini, di ragazzi con i loro genitori, famiglie che si preparano ai sacramenti, hanno fatto il pane così e l'hanno fatto pensando anche a stasera e mi hanno mandato adesso il messaggio, sì che è contagiosa questa cosa di stasera. Alla cena si sono avvicinati tutti in una fila ordinata, l'entrée a base di tè alla menta accompagnato da datteri ripieni di noci e poi le pietanze tipiche della tradizione marocchina e di quella italiana con le quali sono state imbandite le tavole. Anche l'amministrazione comunale di Belluno ha partecipato all'evento con l'assessora Roberta Olivotto. Sono molto orgogliosa di questa cosa che è assolutamente necessaria, che credo che proseguirà negli anni, da quello che dicono gli organizzatori, mi auguro che sia così. Del resto anche dalle scuole arrivano segnali e richieste di momenti di condivisione, di aggregazione e di socialità tra le varie culture, quindi questo va anche in quella direzione. È partita oggi nei supermercati a marchio Despar della provincia, era già partita anche nelle altre province la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani condivisa dalla Polizia di Stato e dalla NACI, l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari del Veneto. L'iniziativa è stata presentata questa mattina
alla presenza anche del questore Francesco Zerilli. Dopo i temi quali il bullismo, la violenza di genere, il mondo della grande distribuzione prosegue in questo modo il suo impegno sociale, ma questa volta ad affiancare la divulgazione del messaggio alle casse dei supermercati c'è l'ANACI, che affiggerà volantini della campagna Insieme contro le truffe nelle aree comuni degli oltre 1700 condomini del Bellunese. Durante la campagna saranno organizzati momenti di incontro nei supermercati con la collaborazione della Questura di Belluno. La politica adesso è emerso dai social l'elemento politico di maggiore rilevanza che caratterizza l'amministrazione di Palazzo Rosso. Torniamo dunque a Belluno. I consiglieri più forti insieme, La Grua e Ferro, espulsi dalla Lega e anche dalla maggioranza, ha scritto il capogruppo Lorenzo Bortoluzzi. L'evidenza finora negata dal sindaco è stata stigmatizzata dal PD cittadino. Doppio caso politico a Palazzo Rosso, da una parte la questione dei diritti civili, dall'altra quella dei consiglieri La Grua e Ferro di Più Forti Insieme, espulsi dalla Lega e anche dalla maggioranza, come ha rivelato su Facebook il capogruppo di Belluno al centro Lorenzo Bortoluzzi. Sarebbe curioso capire che destini avrà questo risvolto politico di questa vicenda, perché se la maggioranza effettivamente li ha cacciati è da capire, i cittadini hanno il diritto di doverlo sapere. Fino ad oggi il primo cittadino ha fatto melina, ufficialmente La Grua e Ferro in conseguenza della formazione del nuovo gruppo siedono in panchina e nei fatti, cioè esaminando le espressioni di voto in Consiglio Comunale, quella panchina è della maggioranza, che però martedì scorso ha respinto la mozione con la quale Più Forti Insieme chiedeva al sindaco di annullare la trascrizione dell'atto di nascita della bambina, figlia di 2 mamme. Il clamore suscitato dalle dichiarazioni di La Grua ha oscurato parte del dibattito. Sono da condannare le parole e la mozione stessa del consigliere La Grua per quelli che sono i contenuti e i toni che sono stati usati in aula, ma altrettanto da condannare sono le motivazioni che hanno portato altri consiglieri al dibattito. L'esempio della consigliera Mella e del consigliere Celeste Balcon sono abbastanza evidenti di quello che è una posizione assolutamente antiquata e medievale rispetto a quelle che sono le tematiche dei diritti e che non può vedersi naturalmente concordi, anzi ci vede assolutamente avversari. Sui consiglieri Mella e Balcon di Noi con Oscar è calato inspiegabilmente il silenzio della maggioranza, che poco più di un anno fa sullo stesso tema si era espressa in modo diametralmente opposto. Noi abbiamo scelto di percorrere la strada della trasparenza, commenta il segretario del PD cittadino. Le reazioni che ci sono state dimostrano che c'è comunque un senso di imbarazzo forte da parte dei cittadini, che vedono un'amministrazione che porta avanti idee assolutamente antiquate e medievali. E questa tematica ha portato avanti evidentemente uno spaccato che l'amministrazione non vuole rappresentare queste persone. Noi invece siamo qui per farlo e daremo voce a tutti quelli che vorranno portare avanti queste istanze. Ovviamente noi, sapendo che ci sarà il Pride, la seconda edizione del Belluno Pride, aderiremo. Come Partito Democratico diamo la nostra disponibilità anche organizzativa su questo e sappiamo convintamente da che parte stare. Una settimana di eventi dal 29 aprile al 4 maggio, torna la maratona di lettura a Feltre. Format completamente rinnovato, forte coinvolgimento del territorio, momenti di approfondimento con personaggi di rilievo nazionale in una sorta di crescendo rossiniano che culminerà con l'incontro con l'autore, il noto geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi. La maratona di lettura 2024 di Feltre è ai blocchi di partenza, poco meno di un mese all'inizio della settimana, evento che quest'anno si dipanerà fra i temi dell'acqua e dell'ambiente più in generale. Questo evento è stato nei dettagli studiato in un sistema di coesione all'interno del territorio e si svilupperà non soltanto all'interno della cittadella, ma riguarderà il nostro territorio, le sue frazioni, dove i cittadini saranno coinvolti in prima persona. Pubblico delle grandi occasioni con i rappresentanti delle associazioni di lettori volontari che da sempre rappresentano l'ossatura della maratona di lettura, questa mattina nella sala degli stemmi del municipio di Feltre per la presentazione dell'evento, con una formula che vedrà la città e il suo territorio diventare lo scenario di un vero e proprio festival diffuso. Ci saranno delle uscite, dei laboratori che coinvolgeranno degli ambienti simboli del territorio feltrino, in modo particolare la Valle di Lamen, la Valle di San Martino, il Vinchetto di Cilarda, e collegate a queste località ovviamente tutto il territorio riguardante il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. A corollario 4 mostre strettamente legate al tema portante della maratona, l'acqua, l'umanità, Feltre, mentre per l'evento clou il 4 maggio all'auditorium dell'Istituto Canossiano è atteso Mario Tozzi.
Abbiamo voluto proprio Mario Tozzi, divulgatore scientifico dal nostro punto di vista, una persona positiva, una persona che scrive dei libri e che fa delle conferenze, che tratta a livello nazionale la tematica ambientale, però con una accezione positiva, quindi ci spiega quelle che sono le problematiche, come dobbiamo trattare la nostra terra, quindi Gaia, alla fine però con un messaggio positivo: se conosco, amo e conservo. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, si avvicina una perturbazione proveniente dall'Atlantico e il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di martedì 9 aprile. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi sarà via via più nuvoloso, specie nel pomeriggio, con precipitazioni verso sera e poi nella notte, in particolare tra martedì e mercoledì. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso inizialmente sarà piuttosto soleggiato, a seguire maggiore nuvolosità, prime piogge dalla sera, in particolare nella notte. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, poi verso sera probabilità di rovesci o temporali in aumento. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 24-25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.